5 vincitori a pari merito, i presepi di Avegno, Correglia Ligure, Neirone, Tasso e Traso. Secondo posto, sempre ex aequo per le natività di Cassanesi, Certenoli, quella realizzata dalle suore di Cicagna, e ancora Cogorno, Ferrada, Gattorna, Isolona, Leivi, Moconesi Alto, Monleone, Ogno, Paggi, Pian dei Ratti, Pianezza, San Pietro di Sturla. Riconoscimenti anche per i presepi fuori concorso di Cicagna, Lascito Cuneo e Orero, e quelli messaggeri, quelli della zona pastorale di San Pier di Canne a Chiavari e il presepe del Bosco di Viganego di Bargagli. Infine, premiati i presepi del cuore, quelli scelti dalla giuria popolare con i voti espressi attraverso il secolo XIX, sono stati quelli di Isolona e Paggi di Carasco. Sono stati questi i protagonisti della 31esima edizione del concorso Presepi in Fontana Buona, la cui cerimonia di premiazione è andata in scena nell'auditorium di Ferrada di Moconesi. A differenza delle precedenti edizioni, quando era il Gala Appennino Genovese ad organizzare la manifestazione, quest'anno il compito se lo sono assunto alcune associazioni di Vallata, Colombo Fontana Buona 2000, che nel 1988 era stata l'ideatrice del concorso, il Piffero di Cicagna e le Proloco di San Colombano Certenoli e Uscio, con il coordinamento del Centro Culturale dell'Ascito Cuneo di Calvari. I risultati sono positivi in quanto i presepi erano 24 più 2 messaggeri e i visitatori sono stati tantissimi. Direi che proprio possiamo essere noi organizzatori soddisfatti. La cerimonia di premiazione ha visto anche l'esibizione del gruppo folcloristico delle ragazze GAU di Genova Struppa, che fanno parte di un'associazione che si dedica al volontariato e all'assistenza. GAU vuol dire Giovani Amici Uniti. Fa parte di un'associazione della Val Bisagno, dove c'è anche una pubblica assistenza, dove si occupa per lo più per le persone anziane, per le persone più bisognose, e il nostro ricavato che riceviamo durante le esibizioni viene portato in questa associazione.